Rivelazioni, 4 secoli di capolavori è il titolo della mostra inaugurata sabato scorso nella sede della Fondazione Carigo a Gorizia. Tra le opere esposte, molte delle quali della Fondazione e anche della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Trieste, anche una pala del Guardi di proprietà della Curia Goriziana. 4 secoli di capolavori di collezioni pubbliche e private, un percorso organico di opere d'arte tra 5 e 800 nella nuova mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Rivelazioni, 4 secoli di capolavori, visitabile fino al 15 gennaio negli spazi espositivi di Palazzo della Torre in via Carducci 2 a Gorizia. Un progetto che nasce dalla volontà comune della Fondazione Carigo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Gorizia. Dottor Caburlotto, che mostra è questa della Fondazione Cassa di Risparmio? Credo che sia una mostra molto bella che spiega, racconta, esibisce le virtù del territorio, che nasce da un lavoro ordinario che spesso è poco noto, di manutenzione, di conservazione, di studio e di restauro delle collezioni, e che viene talvolta sottovalutata in quanto attività permanente e quotidiana rispetto all'attività straordinaria, eccezionale, quello che è l'evento mostra. Allora attraverso l'evento mostra presentiamo l'ordinarietà del lavoro e i suoi vantaggi. Ma questa mostra serve soprattutto a mostrare delle opere che non sono comunemente visibili al pubblico. Una collezione della Fondazione Cassa di Risparmio che soltanto occasionalmente è stata esposta, e però vi sono anche moltissime opere mai prima presentate. Oltretutto però, oltre che opere poco viste, soprattutto sono opere che sono state nuovamente studiate con estrema cura, con estrema attenzione, e quindi molte sono le scoperte di carattere scientifico che vengono presentate con questa mostra.